Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Buonasera amici sportivi e benvenuti a Tutto Campo. È stato un weekend molto interessante per le squadre agrigentine, su tutti gli sport abbiamo prevalso, dunque è stata un weekend scusate, importante. Ne parleremo subito con gli ospiti perché abbiamo tanto materiale e tanti collegamenti in questa nona puntata. Ho l'onore di avere Francesco Eliseo, allenatore della SEAP Aragona. Benvenuto Francesco. Buonasera a tutti. Uno sportivo biancazzurro d'autore, Ciro Foschino, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Il portiere dell'Acragas, Fabrizio Giacone, benvenuto Fabrizio. Grazie anche a te. Buonasera. È stata una partita diciamo dove la SEAP non ha avuto difficoltà, almeno su quello che abbiamo visto, mai superata nei punteggi dalle avversarie. Cominciamo appunto a parlare di pallavolo con mister Eliseo. Cosa mi puoi dire? Ne parleremo poi successivamente più approfonditamente, però dimmi, racconta un po' questa partita. Ma è stata una partita che sì, insomma, se uno guarda solo il risultato pensa che non ci siano stati grossi problemi. In realtà c'è stato un grosso lavoro dietro, perché abbiamo affrontato una squadra molto forte, con delle giocatrici veramente di categoria, e bisognava affrontarle così. Le ragazze sono state bravissime, hanno lavorato duro in settimana e si sono visti i risultati. La sensazione è stata proprio quella di forza della SEAP, mai in difficoltà, con il rientro di Camilla Macedo che è stato decisivo. Sì, Camilla è arrivato il tesseramento un'ora e mezza prima della partita e sicuramente lei è un valore aggiunto, ma non ci dimentichiamo che chi ha tirato avanti la carretta fino ad oggi, insomma, ha sempre dato il massimo. Onore e merito anche alle altre giocatrici. Ciro, l'Acragas, tu sei, possiamo dire, un dirigente, no, dell'Acragas? Beh, dirigente è una parola grossa. Sono un tifoso, Salvatore, tu sai bene, il mio è un cuore biancazzurro da sempre, e quindi no, mi piace essere definito un tifoso forse un po' più vicino in questo momento, diciamo, all'Acragas, ma lo ero anche l'anno scorso, quindi un tifoso. Come hai visto la partita ieri? Beh, ho visto finalmente un'Acragas che è ritornata, al di là del risultato, che è un risultato pieno, 4 gol, ma con l'ultima in classifica, quindi voglio dire, potrebbe anche essere poco indicativo. Però ho visto una squadra viva rispetto alle prestazioni precedenti, una squadra con belle trame di gioco. Ripeto, l'avversario sicuramente non era il migliore per poterla giudicare, ma mi sembra che comunque che la squadra cominci anche ad avere un po' di più nelle gambe i 90 minuti di gara, perché sappiamo bene che ha iniziato la preparazione, ha iniziato il campionato senza preparazione, e poi eventualmente ne parleremo più dettagliatamente, e quindi ho visto una buona Acragas, ripeto, al di là del risultato. Ho visto i ragazzi abbastanza motivati,
insomma ho visto una bella prestazione. Fabrizio, tu hai fatto l'esordio proprio nella partita con il Borgo Nuovo, come hai visto la squadra e cosa vi aspettate soprattutto nella prossima partita di mercoledì, il recupero con l'Ercara? Beh, tornando a ieri, la partita sulla carta era facile, anche se al giorno d'oggi il calcio insegna che partite facili non ce n'è, le devi rendere tu facili per poterle vincere. Sì, abbiamo fatto una buona partita, il primo tempo è stato chiuso sull'1-0, poi abbiamo dilagato nel secondo tempo. Per riguardo mercoledì abbiamo questo recupero all'Ercara dove andremo lì sicuramente per vincere la partita, perché adesso ci aspettano tre trasferte di fila dove dobbiamo fare il maggior numero di punti possibile per restare, diciamo, agganciati alle squadre di testa. Ciro, tu ti stai occupando prima del primo collegamento che abbiamo in programma, casomai passiamo subito alla Serie B, così ci colleghiamo con Manuel Mannino che ci parlerà di una notizia importante che riguarda il Palermo proprio di queste ore. Ciro, tu ti stai occupando anche dell'organizzazione di una importante manifestazione che riguarda l'Acragas, che è una partita di beneficenza che si giocherà il 17 dicembre. Sosteniamo l'Acragas anche con questo tipo di iniziative. L'Acragas Legend, tu e Gerlando D'Aleo ovviamente ve ne state occupando contro gli All Stars Sicilia. Parla un po' di questa iniziativa in attesa del primo collegamento. Sì, questa è un'iniziativa che inizialmente ha portato avanti Gerlando, che è il principale organizzatore, poi mi ha coinvolto e mi sono fatto coinvolgere molto volentieri, perché appunto è una giornata dedicata al cuore biancazzurro. Nel senso che deve essere una giornata di festa, è una giornata dedicata all'Acragas, è una giornata dedicata ai tifosi dell'Acragas, a chi ha a cuore le sorti di questa maglia, di questa squadra, di questi colori, i nostri colori, i colori biancazzurri. Io spero che l'Esseneto ritorni a pulsare per questi colori. Avremo modo di rivedere all'opera tanti giganti che sono stati protagonisti della storia. Ti interrompo perché avremo proprio un gigante in collegamento. Io ho dimenticato di lanciare la copertina, ahimè, scusate. Vediamo la copertina che riguarda proprio questo weekend importante e poi torniamo in studio. Abbiamo fatto una bella spaghettata in onore di questa bella vittoria. Tutti in casa, Maria! Grazie ragazzi, grazie Maria! Casemo, siamo tutti qua. Venite, se fate altre partite come questa, la riduciamo 180 kg all'uno, perciò auguri, Maria! Casemo! Calabria la chance per andare in vantaggio, ma c'è il muro fantastico di Camilla Macedo. Questa è la classe e l'esperienza di una giocatrice del cocco morbido. Altra chance Reggio Calabria, Borghetto può solo appoggiare. Baruffi, Cammisa, chiude, Cammisa, 2-0 Samp, palla vola Aragona, 25-23. Sullo tiro di mano la squadra di Eliseo. No stop sign, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey, set on, pay my dues. Playing in a rocking band. Hey mama, look at me. I'm on the way to the promised land. Yeah, I'm on a highway to hell. On a highway to hell. I'm on a highway
Eccoci rientrati in studio, avete visto la copertina, le 4 squadre vincenti nel basket, nel calcio, nella pallavolo, nel calcio a 5, ne parleremo diffusamente nel corso della puntata. Adesso torniamo a parlare della partita di beneficenza, la partita del cuore biancazzurro organizzata da Gerlando D'Aleo e da Ciro Foschino. Abbiamo in collegamento, se mi date il tempo alla regia, abbiamo in collegamento Pino Rigoli che sarà l'allenatore dell'Acragas Legend. Benvenuto Pino da Tutto Campo. Grazie a voi, buonasera a tutti voi e un abbraccio affettuoso a tutta Agrigento e a Povola Gragantino. Allora, ti vedo che sei in macchina, sei in giro forse per Catania. Sì, sono in macchina stavo spiegando delle cose e quindi mi sono fermato appositamente che ho ricevuto la vostra chiamata. Grazie. Allora Pino, qua abbiamo Ciro Foschino che si occupa appunto dell'organizzazione dell'evento che riguarda questa partita di beneficenza, la partita del cuore biancazzurro. Ne vogliamo parlare, Pino? Prego, parla più forte che lo dicendo. Ne vogliamo parlare, dico, della partita che riguarda l'Acragas Legend contro gli All Stars Sicilia, dove tu sarai allenatore degli Acragas Legend. Ah, ottimo. Almeno mi alleno pure io a fare qualcosa. No, niente, è un invito che ho ricevuto da parte di Gerlando, che tu sai quando l'affetto che c'è per me da parte mia nei confronti della ragazza di pensare a un speciale, straordinario, e quindi mi fa piacere ritornare. Io ogni tanto mi fa sempre piacere vedere tanti amici, tante persone che mi hanno trattato bene, sono molto bene. Tu sai la morte mia nei confronti del popolo gregantino e devo dire anche del popolo gregantino nei confronti, quindi c'è una chimica speciale, quindi mi fa molto piacere ritornare ad Agrigento. Magari mi aspettavo sempre in Serie C, purtroppo come sono andato. Può essere un momento per vivere insieme, tutti insieme quei momenti che abbiamo vissuto di grande passione al gigante, che da parte mia è rimasto intatto. Dunque Pino, tu parlavi di questa alchimia particolare che riguarda i tifosi dell'Acragas con te, chissà se un giorno un tuo ritorno si potrebbe realizzare ad Agrigento. Ma guarda, io mi auguro a parte il mio ritorno, mi auguro che l'Acragas e il popolo agrigentino possa tornare in categorie che vedo, quindi naturalmente bisogna organizzarsi bene con le strutture, con una società solida, perché non basta vincere sul campo, ma bisogna vincere. Ormai la società deve vincere due campionati, che sono dei conti e quello sul campo. Mi auguro che in un futuro a breve scadenza sia solida, perché poi solida che possa sopperire a quelle che possono essere le aspettative di un che importante. Va bene, l'audio non arriva perfettamente. C'è un supporto abbastanza importante da un punto di vista societario. E poi la cosa che cammina di pari passo, le strutture dove Agrigento dopo tanti anni. Sì Pino, io ti volevo solo dire cosa che non è stato fatto. Benissimo, ti volevo solo dire che Basilio Borgo sta preparando un libro a te dedicato che sarà presentato a gennaio. Tu sicuramente sarai alla presentazione, perlomeno sarai sicuramente invitato nei prossimi giorni da Basilio Borgo. Te lo preannuncio perché ci siamo sentiti nel pomeriggio e mi ha detto di questo libro a te dedicato che riguarda la stagione di Lega Pro, quella cavalcata trionfale verso la salvezza in Serie C che nessuno credeva dopo quelle giornate. Mi fa molto piacere avermi dato questa riconoscenza, quindi io sono sempre molto grato e io dico tutta la provincia di Agrigento, perché c'è stato un grande coinvolgimento nel periodo, quindi non posso che. Va bene Pino, grazie. Appuntamento allora a lunedì 17 dicembre per auguro che
mi auguro che il lunedì ci possa essere tanta gente e possa essere una giornata di festa e di rivivere tutti insieme quei momenti che abbiamo passato, e magari possa essere di buon auspicio per il futuro dell'Agricas. So che c'è un padre che sta militando in promozione, che è partita con grande difficoltà, quindi il mio augurio è che questa squadra possa stare in categorie più importanti. Ce lo auguriamo tutti, grazie Pino e a presto, grazie per il tuo intervento da Tutto Campo. Grazie a tutti. Allora Ciro, che effetto ti fa rivedere Pino Rigoli dopo un po' di tempo? Beh, mi fa un grandissimo effetto, mi farà ancora più effetto rivederlo sicuramente sulla panchina dell'Agricas il 17 dicembre. Pino Rigoli è uno dei protagonisti di quell'annata meravigliosa, di quegli anni di Serie D meravigliosi che poi portarono l'Agricas in Lega Pro. Insieme Ti interrompo, Feola ci portò in Lega Pro, non Rigoli. Hai ragione, scusami. In Lega Pro ci salvò Pino. Hai perfettamente ragione, sì. Però era una squadra comunque eccezionale, che ha regalato delle pagine di sport meravigliose. E insieme a Rigoli, comincio a dire dei nomi perché è importante dirli, ci sarà per esempio Alessandro Bonaffini, ci sarà Ciccio Vindigni, The Wall, quello stopper meraviglioso che davvero riusciva a esaltare il pubblico agrigentino, ci sarà Gatino Chiavaro, il capitano di quella squadra, che giocherà insieme al padre, che anche lui vecchio gigante, che ha scritto davvero pagine importanti della storia un po' meno recente dell'Agricas. Ha detto bene Pino Rigoli, questo evento deve essere una giornata di festa, una festa del popolo biancazzurro, una festa dell'Agricas, che deve servire a ricreare un po' di entusiasmo attorno a questa squadra. Oggi si chiama Olimpica Agricas, ma è comunque la squadra di calcio che è la massima espressione calcistica appunto di Agrigento città, e quindi è giusto ricreare un po' di entusiasmo attorno a questi colori, attorno a questa maglia, e noi, io e Gerlando, ci auguriamo che questa occasione serva appunto a riportare un po' di interesse, di entusiasmo nei tifosi, che in questo momento sono un po', come dire, un po' alla finestra, un po' a guardare in maniera distaccata le sorti dell'Agricas, dell'Olimpica Agricas, e che possano riavvicinarsi, perché insomma questa squadra, questa maglia, questi colori meritano un po' di attenzione in più. Saranno invitate anche le squadre agrigentine in Fortitudo, se a Paragona? Assolutamente sì, era una cosa che io volevo dire, mi hai preceduto. Ovviamente l'invito è rivolto anche e soprattutto alle maggiori squadre di altri due sport importantissimi, che è la pallavolo. Io da ex pallavolista ne parlavo prima con l'allenatore, seguo con grande attenzione la pallavolo, e ovviamente è rivolto anche alla Fortitudo, che porta davvero in alto il nome di Agrigento Sportiva, perché sta facendo un ottimo campionato di A2, e quindi sì, sarebbe molto bello e auspicabile che sia la squadra di pallavolo che la squadra di pallacanestro fossero presenti a questa giornata di festa. State lavorando anche per far arrivare scuole calcio da tutta la provincia, sarà una bella cornice di pubblico, tutto a favore, diciamo, della mensa della solidarietà? Esattamente, ci auguriamo appunto di avere davvero lo stadio pieno perché possa essere innanzitutto una giornata di festa, una giornata di festa per i colori bianco-azzurri, per l'Agricas e per quei giganti che poi purtroppo non abbiamo avuto modo di poter salutare, perché quella squadra non fu riconfermata, come tu ben sai, e quindi fu azzerata, quindi non abbiamo veramente avuto modo di riabbracciare quei protagonisti meravigliosi di quell'anno fantastico. E certo non bisogna dimenticare che il ricavato della partita verrà devoluto in beneficenza alla mensa della solidarietà, perché voglio anche ricordare che questo è un evento assolutamente autofinanziato, perché non ci sono sponsor, perché purtroppo per ora quando si pronuncia il nome Agricas sembra che tutti scappino da una parte o dall'altra e preferiscano assolutamente non legarsi a questo nome, e quindi è un evento assolutamente autofinanziato, per cui anzi invito qualcuno che
potesse essere interessato, qualche sponsor che potesse essere interessato eventualmente a farsi vivo, perché appunto tutto il ricavato poi verrà devoluto in beneficenza alla Mensa della Solidarietà, e quindi è una giornata in cui veramente si uniscono tante cose positive. Giornata di festa per lo sport, giornata di festa per l'Agragas, è una giornata di solidarietà in cui è possibile davvero manifestare in un periodo che poi si avvicina al periodo natalizio la propria benissimo. Torneremo a parlare ovviamente dell'iniziativa Partita del Cuore Biancazzurro. Io, se la regia è d'accordo, farei vedere i risultati e la classifica della Serie B in attesa di un collegamento che abbiamo con Palermo, perché ci sono stati degli sviluppi importanti che riguardano la famosa cessione del Palermo, però c'è stato un problemino che riguarda la società, comunque la vecchia società, ma sempre con il presidente Zamparini, e dunque ne parleremo con Manuel Mannino tra poco in collegamento. Io nell'attesa farei vedere proprio intanto i risultati della classifica della Serie B. Il Palermo ha pareggiato 1-1 a Verona giocando venerdì ed ha mantenuto la vetta della classifica. Prego appunto di mostrare i risultati e classifica della giornata della serie cadetta. Francesco, tu segui la Serie B, il Palermo, tu sei tifoso del Napoli, sì. Dunque ti interessa solo il Napoli, però Regno delle Due Sicilie, Palermo, sì, sai, sì, vagamente? Sì, ogni tanto seguo i risultati più che altro, perché le partite giochiamo quasi in concomitanza con allenamenti o con partite nostre, però sono, diciamo, tifoso di tutte le squadre del sud, diciamo, mettiamola così. Il Palermo è una realtà importante da anni e merita palcoscenici importanti. Allora regia, facciamo vedere questi risultati e classifica di Serie B. Che facciamo? Vediamo se la regia me li passa. Risultati e classifica della Serie B, eccoli finalmente. Verona Palermo 1-1, Padova Carpi 0-1, Venezia Brescia 2-1, Livorno Cittadella 0-0, Benevento Perugia 2-1, Spezia Foggia 0-0, Pescara Ascoli 1-1, Lecce Cremonese 2-0, Palermo in vetta come vedi con 25 punti, Crotone Cosenza si sta giocando, Lecce Cremonese 2-0, torniamo alla classifica, Palermo in vetta con 25 punti e il Pescara che segue, se non ricordo male, a 2 lunghezze perché è impattato in casa con l'Ascoli. Vediamo la classifica, regia, eccola qua, Pescara 23, Lecce 22, Benevento e Salernitana e Cittadella 20, Verona 19, Brescia 18, Perugia Spezia 17, Ascoli 16, Cremonese e Venezia 15, Crotone 12, Padova 11, Carpi 10, Cosenza e Foggia 8 punti di penalità anche per la squadra pugliese, chiude il Livorno a 6. C'è qualche squadra che ti ha deluso secondo te, per esempio Livorno che una volta vedevamo in Serie A? Assolutamente, sì, però penso che al giorno d'oggi insomma le cose siano un po' diverse. Sinceramente conosco un po' la realtà del Benevento e mi farebbe piacere se riuscisse a centrare la promozione quest'anno, perché è una squadra a cui ha giocato con l'Agragas 2 anni fa in Lega Pro, se non ero sì, due anni fa, però 3 stagioni fa fu promossa, la festa della promozione coincise con la nostra salvezza. Con la nostra salvezza 1-1 all'Esseneto, però se vincevamo quella partita noi andavamo in Coppa Italia Team. Esattamente, sì, però ricordo comunque, sì esatto, ricordi bene, e ricordo comunque quello fu davvero una bellissima giornata di sport, perché comunque il Benevento veniva promosso e noi quindi festeggiava all'Esseneto e noi contemporaneamente festeggiavamo la nostra prima salvezza in Lega Pro del primo anno, quindi davvero una giornata memorabile, sì. Manuel Mannino, forzapalermo.it, benvenuto Manuel. Tutti, grazie. E allora che succede? Descrivici questa situazione che molti hanno definito tragica, altri hanno definito normale amministrazione, cosa succede? Allora, per capire il punto di vista da cui affrontare questa situazione si deve aspettare ancora un po', perché effettivamente le accuse sono gravissime. Voi saprete, avrete seguito la vicenda che ha portato la Procura di Palermo a richiedere l'istanza di fallimento nei confronti del Palermo Calcio, e quindi
quella che Zamparini definì un'ottimizzazione di bilancio, in realtà per la procura la compravendita del marchio con Alista, società lussemburghese, effettivamente non era una pratica normale, regolare, insomma non certamente lecita. L'istanza di fallimento era stata rigettata dal Tribunale di Palermo, adesso si accusa uno dei giudici di quel collegio che rigettò l'istanza di fallimento di essere in qualche modo collegato al presidente, all'ex allora presidente del Palermo, Giovanni Giammarva. Le accuse sono gravissime, il sunto qual è? Che Sidoti insieme a Giammarva avrebbero pilotato il mancato fallimento del Palermo. Quindi potete capire che la vicenda è complessa, è complicata, ci sono degli equilibri sottilissimi, soprattutto adesso che il Palermo sembra che stesse per essere ceduto, insomma. Dunque sviluppi nei prossimi giorni? Assolutamente sì, abbiamo registrato le dichiarazioni del presidente Zamparini, del patron Zamparini, non ancora quelle dell'ex presidente Giammarva, però ripeto, le accuse sono davvero davvero gravi, quindi dobbiamo aspettare e capire. In questo momento Zamparini è a Londra, è arrivata questa indiscrezione qualche ora fa da un collega del Giornale di Sicilia, sarebbe a Londra il patron proprio per chiudere, affrettare i tempi di questo closing. In realtà sapete, non si sa l'identità di questi presunti investitori, sappiamo soltanto che qualche rappresentante sta a Londra, non abbiamo ancora capito la quotazione in borsa dove è collocata. È una situazione molto molto strana, ma insomma ci siamo abituati, ne abbiamo parlato fino a qualche settimana fa proprio insieme. Manuel, cosa rischia il Palermo? Il Palermo rischia che la procura di Palermo richieda una nuova istanza fallimentare, perché poi se si chiuderà questa inchiesta e si andrà a processo si dovrà capire se il mancato fallimento sia stato pilotato, quindi il Palermo doveva effettivamente fallire o meno. Se il Palermo doveva fallire, sono tutti scenari però futuribili, perché dobbiamo capire anche con la cessione societaria come va. Io credo che se dovesse andare in porto questo closing, se questa società, questo fondo, questa cordata, chiamiamola come ci pare, dovesse azzerare i debiti del Palermo, la società in sé, il club, non dovrebbe rischiare nulla. Zamparini come persona e quindi come responsabilità personale, come Giammarva, come il giudice Sidoti, è un'altra storia, chiaramente un altro capitolo. Speriamo che quindi vada in porto questo closing il più presto possibile, quantomeno per tranquillizzare la piazza rosanero, ecco, che è in ansia, come potrete immaginare. Ma la squadra a quanto pare in ansia non c'è, perché i risultati continuano ad arrivare. Altro importante pareggio a Verona venerdì scorso, e questo venerdì Palermo-Benevento al Renzo Barbera. Sì, i risultati continuano ad arrivare, Stellone è ancora imbattuto, ci è andato vicino a perdere il primato, insomma l'imbattibilità contro il Verona. Per fortuna poi la partita si è sistemata. Devo dire che questo è un Palermo che se continua così avrà poche rivali, o comunque insomma lotterà per il primo e il secondo posto, non potrà certamente andare più in basso. Perché? Perché è una squadra completa, è una squadra forte, lo vedete, fa risultati. Con Stellone è tornata anche quella mentalità e quell'approccio alle partite vincente, ecco, perché è cambiato davvero tanto rispetto alla gestione Tedino, l'approccio dei ragazzi in campo. Credo che sia una società, un club, insomma, vincente in questa Serie B, soprattutto per la quantità di qualità che c'è in rosa. Ci sono quasi, si può dire, quasi 20 titolari a disposizione di Stellone. Non tutte le squadre possono permettersi certi ricambi in panchina, ecco. Grandissima la qualità dei giocatori del Palermo, ovviamente. Io ti ringrazio, Manuel, per il tuo intervento, ti faccio i complimenti anche per la testata per cui lavori, forzapalermo.it, perché è sempre aggiornata. Grazie davvero sulle notizie appunto della squadra rosanero, e ti invito a rivedere la puntata ovviamente su YouTube nei prossimi giorni, in replica sul canale 92. Grazie Manuel, buona assolutamente serata. Grazie a voi, una buona serata, grazie Manuel. Ciro, come vedi questa situazione del Palermo? Non so se l'hai seguita, ci sarebbe un falso non dichiarato per quanto riguarda il fallimento. Beh, ad essere sincero, prima seguivo un po' più il Palermo, sono stato abbonato per tanti anni, adesso lo seguo un po' meno, preferisco seguire le vicende biancazzurre. Credo che l'analisi corretta l'abbia fatta il tuo ospite, nel senso che al di là delle vicende giudiziarie dei singoli personaggi,
probabilmente il club da un punto di vista sportivo, soprattutto se il closing, il passaggio di proprietà va in porto, non credo rischi tanto. Purtroppo è sempre la solita storia spesso dello sport e del calcio in particolare, del fatto che le vicende giudiziarie personali si sommano a quelle sportive, e questo è davvero una cosa poco piacevole che avviene nello sport, soprattutto italiano. Io ne approfitto perché qui Francesco Liseo è anche un esperto di calcio, per cui Francesco ti chiedo come vedi questa situazione che riguarda Zamparini, analoga probabilmente a quella che portò al fallimento del Napoli, poi il Napoli ripartì dalla Serie C con De Laurentiis. Sì, non so se è proprio analoga alla stessa cosa, però tendenzialmente una proprietà che all'epoca, quella del Napoli, era insomma... Chi era il presidente del fallimento? Ferlaino probabilmente? No, non era c'era un altro che era un mercante d'arte, una cosa del genere, che però non... insomma, era forse il prestanome di qualcuno, non si capiva. Però onestamente venivamo da un periodo, da 5-6 anni, in cui non c'era certezza societaria, e forse l'andare in Serie C, fallire e ripartire con la nuova società con De Laurentiis è stata la salvezza del Napoli, perché poi si può dire quello che si vuole del De Laurentiis uomo, può piacere o non piacere, però a livello imprenditoriale credo che non gli si possa imputare proprio nulla. Io ricordo un Gela Napoli in Serie C con circa 3.000 tifosi napoletani giunti fin in Sicilia, uno spettacolo, perché... Sì, i tifosi del Napoli insomma hanno sempre seguito la squadra a qualsiasi latitudine, in qualsiasi categoria. Bene, passiamo subito alla Serie C, classifica risultati del torneo di Lega Pro, ex Lega Pro, ora di nuovo Serie C. Matera Siracusa 2-1, Rieti Juve Stabia 1-3, Vibonese Viterbese 1-0, Bisceglie Potenza 1-1, Casertana Paganese 4-1, Cavese Rende 1-1, Leonzio Catanzaro 0-2, Francavilla Monopoli 3-3, vittoria del Catania con la Regina 1-0, per una classifica che vede la Juve Stabia. Possiamo dire Juve Stabia Francesco Liseo, perché tu sei di quelle parti o no? Vabbè, io sono di Napoli, però Juve Stabia insomma Castellammare. E allora la dico la Juve Stabia di Ciro Foschino, perché lui è originario, mi ha detto di Castellammare. Che dici? Sì, è vero. Mio nonno era di Castellammare di Stabia, per cui io seguo sempre la Juve Stabia. E fra l'altro sai bene che c'è un gemellaggio tra i tifosi della Juve Stabia e i tifosi dell'Agragas, per cui sicuramente vedere la Juve Stabia in cima alla classifica di Lega Pro fa piacere a me, ma credo faccia piacere a anche tutto i tifosi dell'Agragas, perché poi abbiamo Rende a 27 e una rivale dei tifosi dell'Agragas, il Trapani a 25, c'è questo scontro ultras storico tra Trapani e Agragas. Poi il Catania a 21, Vibonese e Catanzaro 20, Casertana 18, Leonzio e Potenza 17, Monopoli 15, Cavese e Francavilla 13, Siracusa, Regina e Bisceglie 11, Rieti 10, Paganese e Matera 3, Viterbese 1, Siracusa, che tra l'altro è un'altra squadra amica dei tifosi dell'Agragas, sì, ha 11 punti. E fra l'altro anche il Siracusa, insomma, con delle vicissitudini societarie, con un probabile passaggio di società, insomma, credo che siano poche davvero le società che siano esenti da problemi economici e da problemi proprio di sussistenza economica nel calcio di oggi. E dato che siamo in Serie C, abbiamo in collegamento Francesco Patti. Francesco, benvenuto da Tutto Campo. Tu ovviamente, ciao, benvenuto. Ciao, salvo e buonasera a tutti coloro che ci seguono. Grazie Francesco. Allora, il Catania ha battuto la Regina 1-0, si è un po' rilanciato in classifica, però i tifosi del Catania non mi sono sembrati molto contenti della prestazione dei rossoazzurri. Ma guarda, io sono stato un po' criticato dalla piazza perché ho parlato di prestazione convincente. Una prestazione convincente sicuramente nel primo tempo, ma una prestazione convincente a livello mentale, perché il Catania finalmente ci ha provato, più volte ha impegnato il portiere Reggino Confente, che è stato eccezionale, fino alla papera che poi ha regalato di fatto la vittoria al Catania all'88esimo con Marotta. Prima della Regina il Catania aveva collezionato nelle ultime 5 partite soltanto una vittoria contro il Siracusa, a mio avviso non meritata, e soprattutto aveva realizzato 3 gol, di cui 2 con Biagianti, quindi ben capite che la fase offensiva è da rivedere, e quindi questo primo tempo voglioso con mordente contro la Regina fa ben sperare.
Meritato il primo posto della Juve Stabia secondo te, però ti avviso che ci sono due sostenitori dei campani qui, ospiti. Ma sta sicuramente sorprendendo perché diciamocelo pure, non era la squadra secondo molti che avrebbe guadagnato il primo posto fino a qui. È una squadra imbattuta, tra l'altro il Catania contro le Vespe fuori casa è stata l'unica squadra a evitare che i campani segnassero. Abbiamo fatto un buon punto lì, ma comunque siamo stati anche fortunati perché la Juve Stabia contro di noi ha colpito 2 legni su calcio piazzato. È una squadra che va a 1000, però io credo che il Trapani alla lunga sarà la squadra da battere. Il Siracusa invece e la Leonzio come le vedi? Io ho seguito la Leonzio perché come inviato seguo sia il Catania che la Leonzio. La Leonzio ha un gioco molto semplice, con una difesa a 4, girapalla per poi verticalizzare sulle fasce laterali. Ripa non è assolutamente quello della Juve Stabia, davvero fuori forma a mio avviso, soprattutto psicologicamente. Una Leonzio che comunque è stata sconfitta in casa nell'ultima partita contro il Catanzaro, che ha battuto anche il Catania, un Catanzaro guidato da Auteri, che secondo me è uno dei migliori allenatori della C. Il Siracusa invece è a corrente alternata. Ultimamente sta andando così, è proprio stato sconfitto dal Matera, prossimo avversario appunto del Catania. Tu sei anche un esperto di Bundesliga, ho saputo. Sì, ho avuto il piacere di seguire diverse squadre per una web TV internazionale, quindi commentavo lo Schalke, il Borussia Dortmund, il Bayern fino all'anno scorso, e come ben sapete c'è Vincenzo Grifo che è volevo arrivare proprio là. Nella Serie A tedesca, la Bundesliga, sì, c'è il convocato in nazionale proprio da Mancini nei giorni scorsi, Vincenzo Grifo, originario di Naro, il papà è proprio originario del paesino agrigentino. Volevamo appunto parlare di Grifo, però prima ti interrompo, Francesco, perché abbiamo un servizio che riguarda proprio Vincenzo Grifo, poi rientriamo e ne riparliamo. Con piacere. Grifo è alla prima convocazione in nazionale maggiore. Lo abbiamo sottoposto ad un test per scoprire 10 prime volte della sua vita, calcistica e non solo. La prima volta che hai indossato una maglia da calcio nella tua infanzia a Pforzheim. Avevo 3 anni e giocavo a Pforzheim e mi hanno portato i genitori. Ero molto felice con la palla e tiravo sempre in porta, e da là in poi ho iniziato a dire che voglio giocare a pallone. Mamma pugliese, papà siciliano. La prima volta che hai detto una parola in uno dei loro dialetti. In siciliano era tanticchia, in Puglia non mi ricordo giusto, però può essere che mia mamma mi ha detto vatta a cucca. La prima volta che sei stato in Italia. La prima volta che sono stato in Italia avevo 6 anni, che siamo andati in vacanza a Lecce dai nonni e il nonno, e siamo andati a mare, bellissimo, belli ricordi. La prima volta all'Oktoberfest. Non ci vado mai nell'Oktoberfest perché non bevo alcol e quindi non è una cosa che mi piace tanto, però in Germania si usa molto. La prima volta che ti hanno chiesto un autografo. Avevo 18 anni, ho fatto la prima partita in Bundes e mi hanno chiesto una foto dopo la partita. La prima volta che hai segnato un gol sotto la neve. È stato contro la Lipsia in seconda Bundesliga, era la più bella partita che ha avuto perché era il primo contro il secondo, veramente bellissima perché abbiamo vinto e quindi abbiamo vinto il campionato. La prima volta che hai incontrato Papa Francesco. È stato con il Borussia Mönchengladbach che siamo andati a Roma e l'ho visto e per me è stato veramente una grande cosa. Sono stato orgoglioso a stare là, è veramente bellissima, specialmente per un italiano come me. La prima volta che hai cucinato qualcosa con le tue mani. È stato la pasta con mia moglie che mi ha chiesto quando cucino io e ho detto che stasera ci faccio la pasta con il sugo. La prima volta che hai indossato la maglia azzurra. Penso che è stato Under 20 con Ivani,
che abbiamo giocato a Lugano contro la Svizzera e quindi è stato molto molto bello, vicino ai genitori che sono venuti dalla Germania, e quindi abbiamo giocato 3-3 e quindi ho fatto il primo gol. La prima volta che hai esultato per un gol della nazionale. È stato il 2006 la prima partita Italia-Ghana, quando ha segnato Pirlo e Iaquinta, molto molto felice che abbiamo vinto. Tanti saluti ai tifosi della nazionale e vivo azzurro, forza Italia. Eccoci tornati in studio con Francesco Patti. Allora Francesco, hai sentito anche tu il servizio che riguarda il nostro Vincenzo Grifo? Dico nostro perché il papà appunto è nativo della vicina Naro, lo sentiamo tutti un po' più vicino rispetto agli altri giocatori. Dove gioca attualmente in Bundesliga Vincenzo? Vincenzo gioca nell'Hoffenheim, nella squadra di Julian Nagelsmann, che come ben sapete è l'allenatore più giovane della storia della Bundesliga, un Hoffenheim che al momento è al 6° posto in zona Europa. È anche vero che Vincenzo per ora sta giocando con il contagocce, non ha mai giocato in Champions League, nonostante l'Hoffenheim quest'anno per la prima volta stia partecipando alla competizione più importante per club europei. È un giocatore importante, un giocatore che è esploso nella stagione 2015-2016 quando ha vinto con il Friburgo la Zweite Liga, cioè la Serie B tedesca, facendo un 15 gol e 14 assist. Poi successivamente ancora col Friburgo, l'anno scorso era nel Borussia Mönchengladbach e quest'anno nell'Hoffenheim. Sta giocando pochino, è un giocatore molto duttile, un centrocampista offensivo che può giocare nel tandem offensivo insieme a Salai o a Joel Linton. È stato protagonista nella vittoria dell'Hoffenheim a Leverkusen, vincendo 4-1, segnando un gol e realizzando 2 assist. Però è anche vero che sta giocando davvero con il contagocce, può giocare nel tandem offensivo, può giocare nell'attacco a 3, anche perché l'Hoffenheim è un po' camaleontico, gioca col 5-3-2, col 3-5-2, col 4-3-3, quindi insomma Vincenzo Grifo è importante. È stato schierato nella ripresa contro gli Stati Uniti da Mancini col numero 10, no? Ha fatto un po' scalpore per risvegliare un attacco azzurro che comunque al momento è abulico. È un giocatore veramente duttile, importante da spogliatoio. Forza Vincenzo, allora io ti ringrazio Francesco per il tuo intervento molto interessante da tutto Grazie campo. a voi. Ti invito a rivedere la puntata. È sempre un piacere, in bocca al lupo, forza Akragas, forza Catania, forza tutte le siciliane. Sei un grande Francesco, grazie. Ne abbiamo bisogno però di un forza Akragas. Perché... lo so, dai, avete vinto l'ultima 4-0, che sia di buon auspicio. Grazie Francesco. Un abbraccio, sempre a disposizione. Grazie, dunque ringraziamo Francesco Patti anche per il bel auspicio, no? Di quest'Akragas, per quello che riguarda l'operazione Sosteniamo l'Akragas. Ne parleremo a breve anche con il tifoso dirigente, come preferisce essere chiamato, sportivo, Ciro Fuschino. Io andrei subito alla Serie D perché abbiamo risultati in classifica del torneo appunto interregionale. Castrovilla di Marsala 1-4, Gela Bari 0-2, Locri Turris 0-4, Messina Cittanovese 1-0, Nocerina Rotonda 1-0, Portici San Cataldese 0-0, Troina Roccella 1-0, Egea Virtus Acireale 0-2, Palmese Messina 3-0, per una classifica che vede il Bari in vetta incontrastato a 30 punti, Turis 24, Marsala e Nocerina 22, Gela 20, Palmese 19, Ortici 18, San Cataldese 15, Troina e Acireale 14, altre siciliane il Messina e il Città di Messina rispettivamente a 11 e 9 punti, l'Egea Virtus a 6 punti, chiude appunto il Rotondo insieme all'Egea Virtus a 6. Io ti chiedo, ovviamente Francesco, il Bari, il presidente del Bari, anche presidente del Napoli, di cui tu sei un tifoso sfegatato, parlavamo proprio della famiglia De Laurentiis, un colpo imprenditoriale, un colpo di genio, come lo definiresti l'acquisizione di questo Bari? Ma sta volando. Sicuramente sa il fatto suo De Laurentiis, credo che sia stato un colpo imprenditoriale, non so lui a livello calcistico cosa abbia a che fare col Bari, so che se non erro il presidente in realtà è il figlio. E probabilmente sarà un'operazione imprenditoriale per poi magari in futuro trarne dei profitti, non ho idea. Ciro? Ma sì, Bari è sicuramente una piazza importante, quindi ovviamente
ormai si sa, dietro queste operazioni nel mondo del calcio sicuramente ci sono degli interessi commerciali che noi ovviamente non possiamo conoscere, ma che sicuramente ci sono. Bari è una pazza importante, quindi credo che sia naturale per De Laurentiis avere investito in una squadra del genere. Piccola parentesi con Fabrizio Giacone, giocatore dell'Acragas. Tu hai giocato quella famosa partita nel 1998 indimenticata, il Gea Virtus Agrigento Interland allo stadio Asseneto, gol di Riganò al 93esimo che ci condannò alla retrocessione in eccellenza. In eccellenza ci siamo stati per 18 anni praticamente, sì. Dopo quel, non lo possiamo mai dimenticare. Sì. Cosa è una partita strana perché l'Igea non aveva più nulla da chiedere al campionato, perché tu eri, scusami, secondo di Brugnano. Sì, c'era anche altro portiere Girgendi, quindi eravamo in 3. Però ripeto, quella partita vinciamo 1-0 noi all'inizio, signor Luigi Alba, mi ricordo. Partita appunto strana perché l'Igea era ormai secondo e non poteva più aspirare al salto di categoria, perché l'Anastasia aveva vinto praticamente il campionato, e ci fu quel gol, tra l'altro pure molto contestato in fuorigioco, che praticamente ci condannò alla retrocessione, anche se l'ultima poi la vincemmo a Siracusa, però il verdetto ormai già era chiaro, e quindi purtroppo dispiace per quella partita, anche come andò a finire, anche per il post partita, per alcuni strascichi che ci sono stati. Indimenticabile post partita, perché anche Striscia la Notizia riportò quegli incidenti abbastanza gravi e pesanti. Sì. Infatti. Diventò una partita di karate praticamente alla fine. Sì, esatto. Abbiamo in collegamento da Acireale Andrea Cataldo, che ci parlerà appunto a parte della Acireale che ha vinto ieri proprio la partita in Serie D. Due giocatori dell'Acragas, ex Acragas, giocano appunto nella squadra acese, Madonia e Savanarola. Benvenuto Andrea da Tutto Campo. Buonasera. Grazie. Ciao, benvenuto da Tutto Campo. Parlaci un po' di questo Acireale che ieri finalmente è tornato alla vittoria dopo un po' di settimane buie. Beh, la scossa è servita a qualcosa, a quanto pare. Proprio qualche ora fa ho sentito Pippo Romano, che è il nuovo tecnico dell'Acireale. Ho fatto un'intervista per il quotidiano La Sicilia, che uscirà domani. Insomma, se l'obiettivo della società era quello di dare appunto una scossa a questa squadra, di ritornare alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive e un pari, beh, allora il risultato è stato ottenuto. Anche se la Acireale ha sofferto ieri, ha giocato così, però come sapete, come sanno tutti coloro che giocano il calcio, il risultato è più importante di tutto, e quindi bisognava tornare alla vittoria. La Acireale lo ha fatto, e adesso domenica si ritorna a Tupparello per un altro scontro diretto contro il Città di Messina. Sì, Andrea, io volevo chiederti principalmente qualcosa che potrebbe riguardare anche l'Acragas, perché ad Acireale avete costruito un'operazione di crowdfunding abbastanza importante e che ha coinvolto i tifosi. Volevo che mi spiegavi un po' quello che avete ottenuto, se risultati o meno da questa operazione. Beh, come hai ben detto tu, la società in estate rischiava di sparire, o quantomeno di essere cancellata dal campionato di Serie D per problemi finanziari. Bene, allora l'idea è stata quella di raccogliere fondi attraverso il crowdfunding, quindi tutti i tifosi, o parte della tifoseria granata, si è stretta attorno a questo club, hanno raccolto dei fondi. Naturalmente c'erano diverse fasce di prezzo, di diverse fasce di cifre. Quali fasce? Diciamole, Andrea, che fasce c'erano? Perché anche ad Agrigento stiamo provando a fare un'operazione del genere. Sottoscrivere una quota di 2.000 euro, di 1.000 o di 500. Insomma, parecchi tifosi hanno risposto a questa richiesta, che è stata fatta da altri tifosi, hanno contribuito alla creazione di questo fondo, dal quale la società attinge per portare avanti l'attività calcistica in questa città, che davvero quest'estate ha rischiato di non poter partecipare al campionato di Serie D. In che percentuale nelle quote societarie sono subentrati i tifosi? Beh, credo un 60-70%, perché il resto lo fa per gli sponsor, perché naturalmente, come ben sapete, non esiste una proprietà vera e propria da Acireale, cioè la proprietà sono i soci che hanno sottoscritto le quote, il resto del fondo è costituito dal denaro proveniente dagli sponsor, perché di fatto non c'è nessun imprenditore o cordata di imprenditori che ha voluto
investire su questa società. Quindi in questo momento la proprietà è composta dai tifosi che hanno sottoscritto delle quote. Naturalmente queste quote davano loro alcuni privilegi, come per esempio potevano eleggere un loro rappresentante che facesse parte del consiglio, tra virgolette detto, d'amministrazione, quindi un uomo loro che potesse far parte dei consigli, riunioni e avere parola nelle decisioni societarie. Un'operazione molto importante che sta provando a copiare anche l'Acragas nel suo piccolo. Noi siamo, dopo quel fallimento che ci ha visti finire il sogno della Lega Pro, siamo ripartiti dalla promozione. Qui abbiamo proprio uno sportivo, un tifoso che fa parte di questo progetto. Sosteniamo l'Acragas. Ciro, tu volevi porre qualche domanda a riguardo, dato che le quote forse che hanno messo i tifosi della Cerraia sono un po' più alte di quelle che stiamo provando a fare ad Agrigento. Sì, salve Andrea. Sì, mi fa molto piacere sentire che ad Acireale questa iniziativa ha avuto successo, perché purtroppo devo dire che ad Agrigento invece abbiamo notevoli difficoltà a portare avanti un'iniziativa del genere. Mi ha fatto sorridere sentire le tre categorie di impegno, 2.000 euro, 1.000 euro e 500 euro. Io devo dire che purtroppo ad Agrigento c'è già parecchia difficoltà a coinvolgere persone a solo 200 euro. Purtroppo quello che dicevo a inizio puntata, per ora attorno al nome dell'Acragas c'è molto scetticismo, quasi si scappa quando si sente appunto il parlare di Acragas. Il mio avvicinarsi all'Olimpica Acragas insieme ad altri tifosi come Gaetano Cucciardo e degli altri è proprio questo, cercare di coinvolgere quanti più tifosi possibili. Questa deve essere una squadra che deve essere dei tifosi come è adesso ad Acireale, quindi mi auguro che anche ad Agrigento ci sia una scossa d'orgoglio e si possa realizzare la stessa iniziativa. Naturalmente, se posso aggiungere un'altra battuta a questo proposito, l'obiettivo di chi ha creato i presupposti per questo crowdfunding era quello di coinvolgere più gente possibile, anche non tifosi che volessero investire nella società, perché è chiaro che questo criterio ha senso se si raccoglie tanto, perché è chiaro che si può fare una raccolta fondi, però se non si riesce a raccogliere una cifra importante o quantomeno sufficiente a gestire una società di serie D, allora la situazione naturalmente non ha molto senso. Certo, io ti ringrazio per il tuo intervento a tutto campo, Andrea, in bocca al lupo ovviamente alla Cireale per il proseguo del campionato. Un saluto che ti prego di inviare a Madonia e Savanarola, quei due battacchioni ex Acragas, grandi giocatori e grandi uomini soprattutto dentro e fuori dal campo. Sì. Per cui ti ringrazio e ti invito a seguire la puntata su Televita Agrigento, canale 92 e su YouTube nei prossimi giorni. Grazie Andrea. Grazie a voi, buona serata. Dunque rientriamo in studio, spot e poi torniamo con una sorpresa. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it.
Biglietti che sono stasera. Ecco, siamo rientrati in studio. Coach Eliseo, torniamo alla partita di sabato con il Reggio Calabria, che era molto temuta, invece la squadra ha fatto una prestazione eccezionale. Sì, come dicevo prima, abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato in settimana e soprattutto primo e terzo set abbiamo imposto il nostro gioco. Inizia benissimo questo. Secondo set c'è stato un leggero calo magari di tensione dopo quel primo set vinto a 8, però poi insomma, come hai detto tu, siamo sempre stati noi davanti, l'abbiamo saputo gestire e portare a casa. Non hai fatto sostituzioni, sei partito con quel sestetto perfetto praticamente dall'inizio alla fine. Sì, ma noi abbiamo una rosa che insomma non è che ha dei titolari inamovibili. Stavolta mi serviva avere questo sestetto e l'ho portato fino alla fine. Complimenti a Francesco Eliseo per tutto quello che sta facendo appunto con la SEAP Aragona. Ora però abbiamo una piccola sorpresa proprio per Francesco, abbiamo realizzato un qualcosa, prego la regia ovviamente di far vedere ovviamente anche la reazione del nostro Francesco mentre è in onda il servizio, poi torniamo in studio e lo commentiamo. 3-0 SEAP Aragona, 25-14 il terzo set. Vabbè, non poteva mancare il tuo barbiere tra questi messaggi che tutti poi criticano. Mi hanno chiesto di mandarti un in bocca al lupo. Secondo me non serve, perché come dici tu, ce l'hai così. Sei fortissimo, dove sei andato hai sempre spaccato, continuerai a spaccare, quindi continua su questa linea e mi raccomando non cambiare il barbiere, perché la tua fortuna sono anche io, è la sfumatura che ti faccio, quindi ti mando un grosso bacione, un abbraccio e ci vediamo al ritorno perché manchi. Mister, un ingrosso in bocca al lupo anche da parte nostra, da parte di Leonardo, il tuo piccolo tifoso. Dalla Campania arrivano i nostri auguri per il futuro. E mi raccomando, torna vincente in Campania. Ciao mister, è il libero giallo dalle ciabatte rosse che ti parla. Ti voglio mandare i miei più grandi in bocca al lupo per questa grande stagione che stai affrontando. Te li mando dalla tangenziale di Napoli perché sto andando al lavoro come al solito e sono di fretta. Infatti se finirò questo video senza morire sarà un successo. Ti mando un grande bacio, torna presto vittorioso e ricorda che hai una grande pelata. Un bacio mister, Ishkazam! Ti aspetto presto, torna che teniamo tanti campionati ancora da fare. Grande mister. Ciao mister, buongiorno, non te l'aspettavi. Niente, esordisco dicendoti che mi manchi come allenatore, manchi come amico, manchi al cuore. So che siamo lontani fisicamente, ma ti sono sempre vicino e so che ci saranno giorni migliori, che torneremo a lavorare insieme, vero? Me lo prometti? Per questo ti dico, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e sfonnala, mi raccomando. Sorpresa! Ciao mister! Immagino già la reazione che avrai vedendo questi video, però qui ci tenevamo tutti a farti sapere quanto ci manchi e d'altronde lo sai già perché ce lo diciamo spesso. Io sono immensamente orgogliosa del lavoro che stai facendo, so la determinazione e l'umiltà che ci metti nell'affrontare ogni situazione e niente. Ti mando un abbraccio da lontano, forza SEAP Aragona, forza mister e spunnala. Ti vedo un po' emozionato, no, sbaglia, vabbè, sono sorpreso. No, vabbè, è stata una bella sorpresa, non me l'aspettavo anche perché sono sentito con i miei amici fino a
2 minuti prima di entrare qui e sono stati bravi, non ti hanno detto niente. Non mi hanno detto niente. No, è una bella sorpresa. In realtà, vediamo di inquadrare per favore a Francesco, grazie. In realtà questo mio stare ad Agrigento all'inizio è stato un po' così traumatico, ma non tanto per il posto perché comunque giro, cioè, l'anno scorso era alla Lamezia e quindi sono abituato, però quest'anno ho sentito un po' di più, diciamo, la mancanza, tra virgolette, però io mi sto adattando, poi so che loro mi sono vicini a quanto pare e quindi la cosa è, insomma, è buona. È hanno detto che nell'ultima partita, quella decisiva, scenderanno tutti a sostenere la SEAP e a Francesco Liseo. Speriamo che sia così, speriamo di arrivare a una partita decisiva. Quindi. Benissimo, vediamo subito classifica e risultati del campionato di volley di Serie B2 volley femminile. Sificondor Nola 3-1, Mediolanum Ad Palermo 3-1, Battipaglia Giarre 0-3, Nemesi Stabia Castelvetrano 3-0, Santa Teresa Pedara 3-1, Sea Paraona Reggio Calabria 3-0, c'è stato un errore nella grafica. Riposa il Terrasini per una classifica che vede in vetta Santa Teresa di Riva con 18 punti, il sorprendente Giarre a 16, poi ci siamo noi, la Sea Paraona a 15, in accoppiata con il Sificondor Catania, via via tutte le altre. Questo Giarre un po' ti ha sorpreso. Ha una partita in più rispetto a noi perché noi abbiamo già avuto il turno di riposo, però comunque è una buona squadra. Sicuramente questo campionato è molto livellato in alto e le partite in casa faranno molto la differenza. Chi perderà punti in casa avrà difficoltà. Ci mancano quei 3 punti persi a Santa Teresa di Riva e questo è l'unico distacco con la capolista. Sì, quella è stata la partita che purtroppo è arrivata troppo presto. Noi eravamo ancora in fase di diciamo, costruzione, avevamo qualche defezione, però tutto sommato loro hanno meritato, l'ho detto anche in altre circostanze, l'hanno meritato e meritano il primo posto. Prossimo turno Castelvetrano Seap Aragona, poi tra 15 giorni torneremo alla Pala Nicosia. Col Castelvetrano come la vedi questa partita? Come tutte le partite di questo campionato vanno affrontate col giusto piglio. Forse Castelvetrano in questo momento non è accreditata tra le maggiori squadre, insomma, per poterci dar fastidio, ma questo non significa niente. Andiamo a giocare fuori casa, hanno un paio di giocatrici veramente esperte, quindi bisogna giocare. Bene, prima di passare al basket e poi all'Acragas e agli altri sport andiamo velocemente. Volevo mostrarvi appunto delle immagini che riguardano la Colimbetra Nuoto, un Open Day che si terrà il prossimo 1 e 2 dicembre all'Hotel Tre Torri, nella piscina coperta dell'Hotel Tre Torri. La Colimbetra Nuoto ha organizzato praticamente una giornata di Open Day, dunque gratuita a tutti, con attrezzature acquatiche che vediamo nelle immagini, che saranno utilizzate appunto nel corso della 2 giorni nella piscina dell'Hotel Tre Torri. Avranno tutti la possibilità di utilizzarle, vedete tapis roulant a mollo, poi le ciclette, una delle particolari ciclette sia a mano che a pedale, che saranno utilizzate appunto per fare fitness tutto l'anno. E dunque una bella iniziativa del nostro sponsor Colimbetra Nuoto, e anche il nostro sponsor la Colimbetra Nuoto, per cui ecco, vediamo delle bellissime immagini che non commentiamo perché sennò tutti ci uccidono, però torniamo in studio e continuiamo a parlare ovviamente di basket perché c'è stata una prestazione eccellente della Fortitudo, tornata vincitrice da Scafati. Finalmente la squadra di Ciani si è riscattata rispetto alle ultime 2 partite che abbiamo perso, tra l'altro all'overtime, l'ultima a Latina. 79-84 è stato il punteggio. Abbiamo un'intervista post partita a coach Ciani, poi torniamo in studio e la commentiamo con un altro esperto, Ciro Fuschino. Ci siete? Coach, ormai Agrigento è la squadra degli overtime, lo possiamo dire, no? Sì. Ti è venuto un po' lo spavento quando... Sì, diciamo che questo overtime era un po' diverso, no? Sicuramente da quello di 7 giorni fa a Latina, se non altro come ci siamo arrivati e soprattutto con lo stato d'animo con il quale ci siamo arrivati.
però ormai insomma ne abbiamo fatti 3 o 4 già quest'anno, quindi segno evidente da un lato che un po' di inesperienza ci porta magari qualche volta a non chiudere delle partite che magari potremmo controllare in modo migliore prima di arrivare allo sprint finale, e dall'altra parte che non abbiamo flessioni, che non molliamo mai, che nonostante la squadra sia molto giovane ha grande temperamento, ha grande voglia di fare bene e di non concedere mai niente agli avversari di facile, quindi ci sono i 2 lati della stessa medaglia, per cui questi overtime sono un segnale di ancora del lavoro da fare, ma anche di una materia prima sulla quale lavorare con grande piacere e con grandi sviluppi futuri. Oggi avevamo una rotazione estremamente risicata, nel senso che senza Guariglia e senza Evangelisti onestamente è una rotazione ridotta ai minimi termini, quindi l'idea, considerando il fatto che la squadra stava reggendo nel punteggio, stava reggendo diciamo, no, nello sviluppo della partita in maniera positiva, avevamo o pochissimi punti di svantaggio ma prevalentemente pochi punti di vantaggio. Allora, finché la palla è in possesso di chi fa la rimessa, qualsiasi fallo è un fallo antisportivo. Quindi davamo 2 tiri, cioè, se lo fai troppo presto dai 2 tiri liberi e la palla, e siamo nel fango. Se lo fai, uno prende e tira e tu fai fallo in quel momento, gli dai 3 tiri liberi gratuiti. Quindi o sei capace di negare quella ricezione, e noi lì siamo arrivati un secondo dopo, o se no non c'era la volontà di commettere fallo, a meno che lui non abbassasse la palla, quindi non ci desse il segnale di non cercare un tiro immediato, o mettesse ancor più la palla per terra o lateralmente, ma non la palla per terra in penetrazione, perché lì ovviamente l'avremmo anche quasi lasciato andare. Cannon è molto bravo, pur essendo anche lui un lungo basso, è molto bravo a usare gli spazi, i 4 esterni tiratori e che possono penetrare aprono il campo, quindi soprattutto adesso che da un mese siamo senza Guariglia è pane quotidiano nei nostri allenamenti, e quindi ovviamente oggi l'abbiamo fatto con un pochino più di magari di fluidità e di efficacia rispetto ad altre volte, ma è una delle armi tattiche che contiamo di riutilizzare in futuro. Io con non la classifica di promozione, bensì quella di basket con la Serie A2 che ha visto appunto i risultati: Roma Pallacanestro Biella 71-62, Latina Cassino 92-83, Tortona l'altra Virtus Roma 72-76, Trapani Bergamo 84-90, Rieti Capodorlando 74-72, Treviglio Casale Monferrato 70-67, Scafati Fortitudo 79-84, Menzana Sena Legnano 87-72, per una classifica che vede la Fortitudo al terzo posto. Ciro Fuschino, 12 punti, velocemente un tuo Sì, commento. piccola precisazione, non sono evidentemente un grande competente di basket, ma seguo tutti gli sport agrigentini, seguo anche la pallavolo, ovviamente, seguo anche il basket. Sì, finalmente stavolta la Fortitudo è stata premiata nell'overtime, mentre precedentemente purtroppo era andata male, e in fondo ha detto tutto mister Ciani, ovviamente, che è molto più accreditato di me per dare un giudizio. È una squadra giovane che è capace di grandi prestazioni e poi magari di prove di ingenuità. L'ultima partita infatti l'aveva persa proprio davvero per un'ingenuità, ha perso palla negli ultimi secondi. Quindi è una squadra, credo, a cui non è precluso nessun traguardo. Io personalmente devo dirti, la mia la vedo in maniera molto, molto positiva, facendo gli adeguati scongiuri, ma mi sembra quest'anno davvero una squadra che può dire la sua e arrivare in fondo molto in alto. Ok, andiamo subito a presentare, torniamo appunto alla partita del cuore biancazzurro, gli All Stars Sicilia, che saranno gli avversari dell'Acracas Legend, la partita di beneficenza che si giocherà il lunedì 17 dicembre prossimo. Vediamo il servizio sugli All Stars Sicilia e poi torniamo in studio con un bel collegamento.
Televideo Agrigento, partner della manifestazione, media partner ufficiale della manifestazione che si giocherà, la partita si giocherà lunedì 17 dicembre. Abbiamo in collegamento, per quanto riguarda gli All Stars Sicilia, ovvero tra parentesi, tra virgolette, gli avversari dell'Agragas Legend, una vecchia conoscenza del calcio catanese, Armando Pantanelli, che è stato portiere di quel glorioso Catania. Armando, mi senti? Benvenuto ad A Tutto Campo. Armando Pantanelli non c'è, prego la regia di ripristinare il collegamento. Intanto do la parola a Ciro Fuschino che può dare altri dettagli sull'evento. Sì, prego Ciro. I dettagli sono innanzitutto, mi faceva piacere elencare qualcun altro tra dei partecipanti nella squadra degli All Stars Sicilia, come calciatori quali Mascara, Baiocco, che conosciamo molto bene perché anche lui è stato protagonista di una splendida stagione nell'Agragas, e Mister Pellegrino. E poi madrina della manifestazione sarà Alessia Cammarota insieme al marito Aldo Palmieri, e poi ci sono diversi personaggi dello spettacolo come Raimondo Todaro, Salvo La Rosa, Luigi Castiglia, e ovviamente un grazie al presidente Luca Napoli che diciamo è proprio il fondatore dello Staff. Scusami Ciro, perché abbiamo ripristinato il collegamento con Armando Pantanelli. Benvenuto ad A Tutto Campo, Armando. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, ti abbiamo in collegamento audio. Volevo chiederti intanto su questi All Stars Sicilia, parlamene un po', chi siete e chi arriverà ad Agrigento il prossimo 17 dicembre. Ma una realtà molto bella, stiamo cercando di fare del bene, per cercare di far star bene magari persone meno fortunate di noi. Ci troviamo, ci divertiamo sempre, che questo è fondamentale. Grazie va sicuramente a Luca Napoli, il presidente, l'ideatore di tutta questa manifestazione. Ci ha invitato ad andare ad Agrigento il 17 dicembre e noi abbiamo detto volentieri che siamo presenti con lui. Dunque contro gli Agragas Legend sarà la vostra seconda partita praticamente, o ne avete già fatte altre? No, abbiamo già fatte altre, diciamo importanti, sì, forse la seconda, però ci alleniamo ogni mese, ci troviamo, quindi siamo abituati a stare insieme, ecco. Armando, tu hai giocato con il Catania, volevi ricordare la partita per te forse più importante della tua carriera con la maglia rosso-azzurra? Armando? Abbiamo perso Armando. Ciro, prego. Sì, io volevo semplicemente ricordare che questa manifestazione ha anche il patrocinio del Comune di Agrigento, della Lega Nazionale Dilettanti, e serve anche per festeggiare, oltre che i colori biancazzurri, l'Agragas, per creare questo nuovo entusiasmo attorno al nome Agragas, ai colori biancazzurri, serve anche a festeggiare il 20° anniversario della Mensa delle Solidarietà, che, non dimentichiamolo, nella realtà agrigentina quotidianamente fornisce pasti a chi purtroppo ha difficoltà nel quotidiano, e quindi questo aspetto di solidarietà è davvero molto importante. È tornato Armando Pantanelli. Armando, mentre parlavi abbiamo visto una tua foto con la maglia del Catania, volevo chiederti la tua partita più importante con la maglia rossa-azzurra. Qual è stata secondo te? Importante, ce ne sono state tante. Dai, quella di più importante, quella che ti è rimasta dentro. Le due che ricordo di più sono sicuramente il famoso Catania Albinarete 2-1 in casa, che fu la promozione dalla B alla A, e l'ultima di Serie A Bologna contro il Chievo, in cui raggiungemmo la salvezza molto sofferta quell'anno, il primo anno di Serie A. Sì, volevi porre una domanda forse ad Armando, Ciro, per quanto riguarda la partita? Sì, volevo chiedere ad Armando, ciao innanzitutto Armando, ciao. Sì, volevo chiederti se appunto conosci un po', ovviamente l'Agragas immagino di sì, ma se sei a conoscenza del fatto che i tuoi avversari di questo giorno sono stati veramente dei giocatori che hanno scritto delle pagine di vera storia per la maglia biancazzurra,
e quindi per noi sarà davvero una partita molto, molto sentita. Tra cui Davide Baiocco, tra l'altro, che ha giocato con la maglia dell'Acragas qualche anno fa, nell'anno della promozione dalla D alla C, e che però giocherà con gli Eurostars Sicilia. Probabilmente faremo fare un tempo per maglia, vero? Ciro, no? Sì, spero che giochi con noi, perché è forse l'unico della nostra squadra che corre molto, quindi non vorrei regalarla a voi. Tu, Armando, sei di Modena, però se non erro ti sei trasferito proprio a Catania, abiti a Catania. Sì, io ormai sono 5 anni che vivo stabilmente a Catania, ho un locale in cui seguo in prima persona, la compagna di Catania, quindi ormai mi sento catanese adottato. Benissimo, Armando, allora ci vedremo ovviamente con gli Eurostars Sicilia, giorno 17 allo stadio Esseneto, per questa grande festa di sport e di beneficenza. Grazie. Grazie a voi, ci vediamo al 17, un saluto a tutti, buona serata. Grazie ad Armando Pantanelli, ex portiere del Catania. Andiamo avanti velocemente. Tu volevi aggiungere qualcos'altro sulla manifestazione, Ciro? Volevo aggiungere semplicemente che la prevendita sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita da mercoledì nei punti vendita che sono appunto indicati nella locandina. E poi un'ultima cosa, mi faceva piacere ricordare, ne ho elencati solamente alcuni dei partecipanti dell'Acras Legend, perché oltre a Bonaffini ci sarà Emanuele Catania, ci sarà Gatino Chiavaro che giocherà insieme al padre, a Gigi Chiavaro, ci sarà Andrea De Rossi, ci sarà Andrea Scrugli, ci sarà Ciccio Vindigni, Nicola Arena, Gaspare Pellegrino, Ciro Capuano, primo capitano della squadra delle Capro, insomma sono tanti. Allora dobbiamo correre, purtroppo devo interrompere perché siamo in ritardo. Appuntamento 17 dicembre, subito Acragas con risultati e classifica del torneo di promozione. Oratorio San Giro e Giorgio Folgore 3-0, vedete gli altri risultati con l'Acragas che vince col Borgonovo 4-0, per una classifica che vede in vetta il Salemi con 28 punti, l'Acragas a 19, però con una gara in meno da recuperare, che sarà disputata mercoledì prossimo contro la Libertas, l'Albatros Lercara, che segue a 17 punti. Poi domenica l'Acragas andrà ad affrontare il Monreale, sempre fuori casa, 2 partite fuori casa. Chiedo al portiere dell'Acragas, Fabrizio Giacone, molto importanti. Sì, sicuramente già mercoledì adesso abbiamo una bella trasferta insidiosa, perché loro sono reduci da una vittoria ieri contro la Gattopardo, quindi per noi sarà importantissimo fare 3 punti assolutamente, per poi proiettarci con la partita di domenica di Monreale altrettanto importante. Eccellenza, risultati e classifica. C'è stata una sorpresa importante nel torneo di eccellenza con il Licata, che è stato sconfitto a Palermo dalla Palmoval 2-1, la Profavara sconfitta in casa a Sant'Agata 1-2, ma soprattutto il Canicattì che ha vinto 3-0 a Marsala. E vedete proprio il Canicattì ad un punto, ad una sola lunghezza dal Licata, ancora capolista. Segue il Sant'Agata a 26 punti. Prossimo turno Licata, Sant'Agata e Canicattì Castellammare. Il Sant'Agata dunque è una carta da giocarsi importante al Licata. Per le prime 3 del torneo sarà appunto un turno molto molto difficile. Andiamo subito alla prima categoria, sempre di calcio, con l'Empedoclina che è stata sconfitta vedete a San Cataldo dalla Master Pro per 2-0, dunque ha perso praticamente la vetta della classifica. Il Gemini pure sconfitto a Piazza Armerina, la Manusa che vince con la Nissa 2-1, l'Aragona impatto 0-0. E vediamo la classifica appunto del torneo, con le Pedocline che adesso è stata agguantata in vetta dalla Master Pro di San Cataldo a 19 punti, appunto entrambe le squadre. Segue e non molla l'Armerina a 18 punti, l'Enfortese e Raffadali a 16, Ravanusa a 10, Gemini a 8, Aragona a 7, chiude il Caltanissetta ad 1 punto. Calcio a 5, Serie B, altra vittoria dell'Acragas Futsal per quanto riguarda questo appunto weekend importante. Vedete 8-6 contro il Catania, Regal Butori a Palco 3-1, Mascalocia Polisportiva Futura 3-1, e con gli altri risultati importanti. La vittoria del Melilli, per una classifica che vede appunto risalire l'Acragas Futsal a 9 punti. Importante questa vittoria. In vetta c'è sempre Melilli, chiudono Polisportiva Futura e Mascalocia a 0.
però ancora calcio a 5 con la Serie C2, dovremmo avere i risultati appunto di Serie C2 con un'altra squadra agrigentina impegnata nel torneo di calcio a 5 di Serie C2 che è il Concordia Agrigento, che ha battuto, o meglio è stata in vetta in classifica nei giorni scorsi, poi con le partite di recupero di mercoledì, poi è stata praticamente sconfitta 5-1 sabato scorso dall'Alcamo. Ecco i risultati, appunto dicevo la sconfitta per 5-1, Canicattì Menfi 2-7, Partinica di Maiolo 2-4, San Giovanni Gemini Sicilia 5-3 e via via le altre. Vediamo anche la vittoria dell'Atletico Canicattì 8-2, la classifica vede l'Alcamo a 16 punti, Agrigento con 13, e dunque un'altra bella realtà questa del Concordia Futsal di Agrigento, che appunto vede in vetta la squadra del presidente Piscopo. Pallamano femminile Serie 2, risultati e classifica del torneo di pallamano femminile: Licata Retusa 30-24, Ciriale Marsala 16-26, Girgenti Messina 21-34, ennesima sconfitta per le ragazze di Lillogero, in sconfitta influente, perché appunto questo torneo che vede anche protagonisti ragazzine di 10, 11 e 12 anni serve solo a far maturare queste giocatrici in un torneo importante come la Serie A2, servirà serve per consentire di fare esperienza a queste giocatrici. Ho dimenticato poco fa l'Acragas Futsal, i marcatori, perché è giusto segnalarli: 8-6 per l'Acragas contro il Catania, con reti di Toledo, Cottone, doppietta di Martinez e 4 gol di Nino Cascino. Pallamano maschile, stiamo saltando veramente correndo per darvi tutti i risultati. Pallamano maschile con la Girgenti che non ha giocato, però rimane a 6 punti. Vedete, non ha giocato, si sono giocate altre partite, ha riposato la Pallamano Girgenti, però in vetta in classifica, ha perso la passiva, ma una partita in meno. Ecco, vedete, Girgenti Pallamano a 6 punti, ma ha giocato 4 partite, così come le altre 2 squadre, l'Albatra a 8 e lo Scicli a 7. Se continua la striscia della clip, dovremmo avere a seguire anche la classifica marcatori, perché c'è stato nella top 10 abbiamo anche Cirasa della Girgenti Pallamano con 31 gol ed è al 9° posto appunto nella top 10 dei marcatori della Pallamano. Importante anche questo torneo di Serie B con agrigentini protagonisti. Festa dello sport del CONI il prossimo 7 dicembre alle ore 17 allo Spazio Temenos in via Pirandello. Saranno premiati atleti di tutte le discipline, di tutte le categorie. Un premio speciale sarà assegnato anche alla memoria di Sofia Tedesco, perché la ragazzina disputava appunto dei tornei nazionali con successo, è stata anche campionessa italiana, per cui il CONI ha pensato appunto di omaggiare i genitori e i parenti di Sofia con questo ricordo. Io prima di chiudere do 2 bigliettini a Francesco Eliseo, che sono praticamente l'estrazione del quiz che rinviamo di settimana in settimana, appunto per mia colpa, per dimenticanza. Hanno indovinato, prego Francesco, te li do, il quiz era Coppa Italia, qual è stata la prima partita ufficiale tra Acragas e Catania. È stata la partita di Coppa Italia, non di campionato. Abbiamo giocato in Coppa Italia nel 2015, Acragas-Catania. Quella partita terminò 1-0 per l'Acragas con gol di Leonetti. Ad indovinare sono stati Vincenzo Zuppardo e Paolo Moncada. Vediamo il nome estratto dal mister Francesco Eliseo. Vincenzo Zuppardo ha vinto praticamente una tabisca offerta da Pizza Stadio dei fratelli Trupia, che ringraziamo sempre per la disponibilità grande di Angelo, appunto, sempre disponibile a questo tipo di iniziative. Dunque Vincenzo Zuppardo potrà ritirare una bella tabisca, la potrà mangiare alla nostra salute, noi ragazzi, nei prossimi giorni, perché no già da domani. Io avrei terminato, se non erro, se non dimentico nulla. Prego? Ah sì, Gucciardo, mamma mia, l'Acragas. Ultima cosa sull'Acragas: c'era un servizio importante, non un servizio, un ritaglio di giornale che riguarda il professore Gucciardo, che ha appunto voluto fare un appello importante ai tifosi dell'Acragas sulla Sicilia di oggi.
Giovanni Amico ha chiesto ai tifosi di condividere il progetto di far rinascere l'Acragas caricandosi da solo l'onere e la responsabilità di rifondare la società e di chiedere l'iscrizione a un campionato regionale. I tifosi devono assolutamente contribuire, molti l'hanno già fatto con gli abbonamenti, con le sponsorizzazioni, sottoscrivendo l'iniziativa di Sosteniamo l'Acragas. Dobbiamo tenere in vita la passione e l'amore per i colori biancazzurri, se rimane vivo questo potremo attivare l'interesse di chi potrebbe investire nell'Acragas. Enzo Nocera aveva appunto lanciato l'iniziativa Raccogliamo 5 euro al mese, 1400 tifosi del gruppo Cragantini Veri e perché no e anche di altri gruppi come la Vera Acragas, Fosse dei Giganti, soprattutto quei gruppi che parlano di Acragas. Ciro Foschino, in conclusione vuoi aggiungere qualcosa, perché la raccolta sta continuando? Sì, io mi associo assolutamente a quello che è il messaggio che Gaetano Gucciardo lancia, che è lo stesso che voglio lanciare io. Il mio avvicinarmi alla Olympic Acragas e questo è il senso del nostro avvicinamento. Dico anche che ad Acireale abbiamo sentito i numeri, gli importi. Per avvicinarsi all'Acragas in maniera fattiva basta un contributo di 200 euro per diventare socio sostenitore. Basterebbe essere in 200-300 a sottoscrivere questo impegno per far sì che l'Olympic Acragas possa avere un campionato più tranquillo e ambire anche a traguardi importanti. Gruppo Facebook Sosteniamo l'Acragas, ovviamente dovete cliccare aggiungi per essere inseriti, un contributo di 5 euro al mese ovviamente per tutti, per chi si voglia impegnare in più appunto con una cifra più consistente, lo ha detto appunto Ciro Foschino. Vado subito in conclusione a ringraziare gli ospiti, perché sennò la regia mi butta fuori. Francesco Eliseo, ti ringrazio per il tuo intervento da tutto campo, spero che la sorpresa ti sia piaciuta e tutto il contorno della trasmissione. Vi ringrazio, grazie a voi e buona serata a tutti. Ovviamente appuntamento fra 15 giorni al Pala Nicosia. Sì. Ciro Foschino? Sì, grazie a tutti e appuntamento il 17 dicembre per la partita del cuore e appuntamento sempre allo Stadio Seneto per seguire l'Olympic Acragas. Fabrizio Giacone, hai una grande responsabilità tu e Gino Casella per difendere appunto la porta dell'Acragas, mi raccomando, mercoledì. Senz'altro, faremo il possibile per portare a casa questi 3 punti, per proiettarci appunto per la partita di domenica che varrà molto col Monreale. Forza ragazzi. Grazie a voi per l'invito. Allora grazie, è tutto, appuntamento a lunedì prossimo, forza Acragas, forza Fortitudo, forza Sea Paragona, forza tutte le squadre agrigentine, arrivederci. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it.